Ecco, questi sono tutti e due di proprietà della regina d'Inghilterra e sono dei disegni tutti e due di Leonardo, uno che riguarda un progetto della canalizzazione dell'Arno, questa sarebbe la Val di Nievole, quella sulla sinistra, io ho problemi di destra e sinistra, quella a sinistra, ecco quella là, e mentre questa è proprio la Val di Chiana. La Val di Chiana anche con come dire, un tentativo di ricostruzione storica degli eventi. A un certo punto, ma forse lo vedremo più avanti, vediamo. Ecco, no, questo sempre per finire sulle questioni legate all'acqua, in particolare all'idrodinamica, questo è Benedetto Castelli. Benedetto Castelli è un altro discepolo di Galileo. Tra l'altro è molto importante come discepolo di Galileo, perché è colui che ha dato delle dritte a Galileo non indifferenti. Per esempio, quando Galileo scopre le macchie solari, come si fa a scoprire le macchie solari? Bisogna guardare il Sole, e bisogna guardare il Sole col cannocchiale, e ci si frigge l'occhio. Allora c'è tutto un carteggio tra Galileo e dei pittori suoi amici, che sono in particolare Ludovico Cardi, detto il Cigoli, e Domenico da Passignano, i quali osservano anche loro le macchie solari e dicono a Galileo: guarda, io faccio così, interpongo tra l'oculare e l'occhio dei vetri azzurri e da Passignano dei vetri verdi. Comunque fanno dei filtri colorati. E addirittura c'è un altro austriaco che si chiama, vabbè, mi posso ricordare tutto sempre, ovvio. Insomma, un tedesco, Scheiner, invece me lo so ricordare, Scheiner che dà delle istruzioni veramente pazzesche. Allora, voi state al buio per 4 ore, poi dopo improvvisamente prendete il cannocchiale, guardate il sole, ecco, vedrete benissimo, ecco. Poi dopo per riposarvi rientrate altre 4 ore nella stanza di buio. Insomma, comunque, Benedetto Castelli invece gli dà la dritta giusta. Gli dice: te non guardare direttamente il sole, te proietta col tuo cannocchiale l'immagine del sole su un foglio retrostante. Potrai sistemare la lunghezza del cannocchiale in modo che l'immagine del sole sia grande quanto vuoi. E poi disegna quello che c'è lì sopra. Quello che c'è lì sopra, e questi disegni, sono la prima registrazione storica dell'attività solare. Sono una serie di una ventina di disegni che registrano l'attività delle macchie solari intorno, mi sembra, al 1611, siamo, una cosa di questo genere. E è Benedetto Castelli colui che dà questa dritta, quindi benché non sia molto famoso, ha un'importanza notevole. È famoso per aver dato il nome a una legge, la legge di Castelli per appunto, che riguarda l'idrodinamica. È una legge importantissima, adesso si chiama anche equazione di continuità, che dice semplicemente che se io ho un tubo che si restringe, in cui passa dell'acqua, che vuol dire che è un liquido che non si può comprimere, allora la velocità in cui scorre nella parte più larga e la velocità con cui scorre nella parte più stretta sono inversamente proporzionali. Sarà più lenta dove il tubo è più largo e più veloce dove è più stretta. Interessante che questa osservazione la fa lo stesso Leonardo, ma riferita alle code, cioè quello che si potrebbe applicare noi oggi al traffico. Fa un discorso che si può vedere nelle code dell'autostrada dove c'è 4 corsie che diventano una sola, no? Lui dice: abbiamo 4 persone che poi entrano in una canalizzazione, diventano 2 e poi vanno una per una. Ecco, se nel punto dove c'è 4 persone in fila vanno a velocità 1, quelli dove sono in 2 vanno a velocità 2, velocità doppia, e quelli dove sono uno solo vanno a velocità quadrupla, perché 4 che passano di qua sono 4 che passano in una fila sola, e quindi è l'equazione di continuità, cioè la gente si deve conservare, se 4 passano di qua, 4 devono uscire di là e devono andare più velocemente. Questa è la legge di Castelli, molto utile per la canalizzazione in generale, perché ci dice che dove stringo il canale l'acqua va più veloce e erode di più i bordi, insomma gli argini del fiume. Questo è un trattato di nessuno dei 3 di cui stiamo parlando, è un pittore contemporaneo di Galileo, si chiamava
Sigismondo Coccapani, che propone al Granduca Ferdinando I de' Medici una canalizzazione dell'Arno. E Ferdinando, anzi no, ma Cosimo II, perché Cosimo II a quel punto ha a disposizione il suo personale matematico e filosofo primario. Allora chiede Cosimo II a Galileo, di Vincenzo, di Michelangelo, di Giovanni, di Bonaiuto, di Magister Galileus de Galileis, questo è il nome completo di tutti i patronimici, chiede un parere su questa opera del Coccapani. E Galileo risponde dicendo che è perfetta, è una roba che si può fare, e infatti non la faremo mai, e noi siamo ancora con l'Arno che non... Capitolo 2, famosissima frase: datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Dietro c'è il principio della leva, dietro c'è, anche se vogliamo, parte delle riflessioni del secondo libro sui corpi galleggianti, perché l'equilibrio in modo rettilineo vuol dire che i momenti torcenti devono farsi equilibrio, cioè le forze da una parte e le forze dall'altra devono equivalersi sempre, in modo che la barca ritorni a stare diritta. È una questione di equilibrio e quindi di leva. Quando Leonardo avrebbe... questa gente, vedi, no? Quando Archimede avrebbe detto questa frase al momento del varo della nave Siracusia, perché lui aveva costruito una serie di meccanismi grandiosi per varare questa nave da solo, azionando una semplice leva. E tutti stupefatti: ma sì, ma come fai tu da solo a muovere questa nave che è grande 60 volte la più grande nave mai esistita? Tranquilli, datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Quindi, insomma, anche tutti gli incredibili marchingegni che vedremo all'opera durante l'assedio di Siracusa, di cui parla anche Cicerone quando poi rivà giù a Siracusa a cercare la tomba di Archimede, sono incredibili. Parleremo più avanti dell'assedio di Siracusa riguardo alla morte di Archimede. Queste figure riguardano il trattato principale di Archimede, che ci interessa perché Leonardo lo conosceva, l'equilibrio delle figure piane. Archimede scrive un trattato in cui, con questo metodo che diceva prima Dianella, di smontare una figura in infiniti segmenti pesanti e pesarli tutti insieme, trova i punti di equilibrio di figure piane diverse. Questo trattato sull'equilibrio delle figure piane è noto a Archimede e è noto anche a Galileo, ma quello sull'equilibrio delle figure solide no, perché le figure solide sono nel metodo, per cui in realtà Bonaventura Cavalieri arriva anche a trovare gli equilibri delle figure solide, quindi i centri di gravità di figure solide, ma su quello ci arriva anche il giovane Galileo. E come mai ci arriva? Proprio perché comincia a studiare Archimede, ci si appassiona così tanto che ci si immerge dentro e scrive poi una serie di trattati di ispirazione archimedea, che sono la bilancetta, che è uno strumento per misurare di fatto il peso specifico dei solidi, e scrive le meccaniche. Le meccaniche sono, insieme forse ai discorsi, i discorsi e dimostrazioni intorno a due nuove scienze del 1638, mentre le meccaniche sono giovanili, sono di quando lui insegna a Pisa, quindi sono del 1590, diciamo, più o meno. Nelle meccaniche, che sono appunti a mano che lui fa circolare per i suoi studenti, c'è la definizione di quelle grandezze fisiche che noi usiamo oggi. Momento, lavoro, forza, sono definite lì, nelle meccaniche di Galileo. Per cui poi dopo nei discorsi ci sarà la legge di caduta dei gravi, eccetera, eccetera, ma diciamo, l'iniziale afflato matematico come metodo di indagine della natura è assolutamente di impronta archimedea. Possiamo dire che da questo punto di vista anche Leonardo è la stessa cosa, ma
da un punto di vista diverso, tanto più che possiamo dire Leonardo è certamente ricordato come un pittore e anche Galileo conosce Leonardo come pittore, abbiamo detto, non lo conosce come negli altri suoi aspetti scientifici. Galileo con Cigoli amano dirsi reciprocamente che l'uno ha per passatempo quello che l'altro ha per mestiere, cioè Cigoli è un matematico per diletto e Galileo è un pittore per diletto fino a un certo punto, perché i suoi acquarelli sulle sue le immagini della Luna viste da lui col cannocchiale sono, insomma, ricordano l'abilità di un pittore, per l'appunto. Ora, dunque, ecco, nello studiare l'equilibrio delle figure solide, Leonardo fa dello studio del baricentro un punto fondamentale dell'indagine della natura, ma da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'equilibrio degli organi nel corpo, quindi l'equilibrio anatomico della distribuzione degli organi interni, la distribuzione anche delle membra quando un uomo è in una posizione non simmetrica. Quel disegnetto che c'è lì, codice Leicester foglio 8 retro, è microscopico, ma starà in una moneta da 20 centesimi veramente quel disegnino lì. Questo qui sotto è una roba strepitosa, nel senso che ma io mi immagino Leonardo che guarda le cose fermo per giorni e ci rimugina sopra. A un certo punto va in Casentino, il Casentino è la parte alta dell'Arno, diciamo, e trova dei fossili di conchiglia. Beh, sa che la Vulgata dice che è il diluvio universale, che ha portato lì tutte le conchiglie e sono rimaste lì. Sì, dice, ma non è possibile che siano così incancrenite nella roccia. Questo una volta era il fondo del mare. Allora, com'è possibile che il fondo del mare sia emerso fino a questo livello? È una questione di centri di gravità. Attenzione, Leonardo non è un anticipatore del copernicanesimo, muore nel 1519, Copernico muore nel 43, ma non ce l'ha proprio in mente. Però fa delle affermazioni che hanno del rivoluzionario nel senso di rivoluzione scientifica. Intanto, che cos'è il centro? Si può parlare di centro e basta? Nel senso che il centro dell'universo è il centro della Terra? Beh, non tanto. Questo intanto dal punto di vista astronomico sarà il punto di partenza per l'appunto di Copernico. Perché? Perché se mettiamo il Sole fa un giro intorno alla Terra e ci mette un anno a fare il giro nel cielo delle stelle fisse, insomma il giro dello zodiaco ci mette un anno e diviso in 4 stagioni. Però queste 4 stagioni non sono tutte della stessa lunghezza, perché l'estate dura 4 giorni più dell'inverno. Allora vuol dire che la Terra non sta esattamente nel centro di questa circonferenza. Per noi la soluzione, anche se ormai siamo copernicani, sta nel fatto che l'orbita non è una circonferenza ma è un'ellisse, per cui tutte queste difformità si capiscono. Ma ancora Galileo era legatissimo alle circonferenze, cioè era impossibile che gli venisse in mente l'idea dell'ellisse. L'idea dell'ellisse viene in mente a Keplero, che è figlio di una strega processata per stregoneria e vabbè, parleremo di quanto la scienza moderna sia più figlia della stregoneria che dello scientismo, perché in effetti lo stesso Newton è per l'80% un alchimista e solo a tempo perso è colui che ha scritto i principia mathematica, filosofia naturalis. Ma insomma, a parte questo, ridammi il filo dove mi... Ah sì, ecco già. I centri. La questione dei centri era stata già trattata addirittura da Dante nella Quaestio de Aqua et Terra, perché il punto è, bene, abbiamo un centro solo, che è il centro di gravità al quale si traggono d'ogni parte i pesi, cioè
alla quale tutti i corpi desiderano andare. Bene, ma se il centro è lo stesso per tutti gli elementi, che sono 4, aria, acqua, terra e fuoco, com'è possibile che ci siano terre emerse? Perché se la sfera ha da essere una, o la sfera dell'acqua e della terra sono allo stesso livello e quindi è una palude universale, o è tutta terra e l'acqua sta tutta sotto, o è tutta acqua e la terra sta tutta sotto. Com'è possibile ci siano delle terre emerse e delle acque profonde? Leonardo si risponde in questa maniera geniale, ovviamente. Attenzione, distinguiamo intanto i centri. Il centro della sfera delle acque e il centro della sfera delle terre. Se io considero il corpo misto, c'è un terzo centro che risulta dal baricentro dei due, ma questi due possono muoversi. E come possono muoversi? Leonardo si immagina che l'interno della Terra sia cavo, sia un'enorme caverna piena d'acqua, acqua che sciaguatta, e nel suo girare, sciaguattare, erode le pareti della caverna stessa. In tempi ancestrali questa erosione ha provocato il crollo di parte di questa caverna. Ma se crolla una parte della caverna, lo vedete, sarebbe questo il disegno, se crolla questa parte della caverna, questa parte della terra rimane più leggera di questa, che viene appesantita dal peso di questa parte crollata. E allora la massa della terra si eleva rispetto a quella delle acque. Questa è una cosa che secondo Leonardo è avvenuta in tempi talmente antichi che sono certamente più che biblici. Ecco, le meccaniche di Galileo sono per l'appunto un trattato in cui si parte dall'equilibrio dei corpi, di fatto delle figure piane, l'unico che poteva vedere Galileo, e tira fuori tutti i concetti fondamentali. Intanto vedete che misura il baricentro di un corpo solido, un corpo esteso, quindi non una figura piana ma una figura solida, definisce il momento, cioè una combinazione di pesi e distanze tale che il peso più piccolo fa equilibrio a quello più grande quando le distanze dal centro comune siano l'una più grande e l'altra più piccola. Insomma, tutte questioni, al solito, formule matematiche messe in forma retorica. Siamo ancora lì. Però, naturalmente, una cosa che volevo dire prima di dimenticarmela, è che Galileo, oltre a partire da Archimede per quanto riguarda le riflessioni sull'equilibrio dei corpi, ovviamente tratta dei corpi galleggianti. La questione dei corpi galleggianti non era stata completamente risolta da Archimede, perché c'era chi diceva, cioè rimaneva in dubbio una faccenda, che in realtà per i bambini è ancora oggi così. Come fa a galleggiare una nave di ferro? Se io prendo un pezzo di ferro e lo butto dentro l'acqua, va a fondo. Eppure le navi sono di ferro e pesano parecchio di più del mio sassolino. O come mai stanno su? La risposta che si dava era che c'è molta più acqua di quanto pesi la nave. Quindi una nave galleggia perché è in mare aperto. Sì, però galleggia anche in cantiere. E allora Galileo fa un discorso sulle cose che stanno sull'acqua o che in essa si muovono, in cui dimostra che i corpi possono galleggiare anche in una quantità d'acqua esigua, purché siano contenuti in un contenitore che li faccia arrivare alla quota desiderata. Cioè, se voi mettete questo bicchiere dentro quest'altro bicchiere, questo galleggia in una goccia d'acqua che riempie tutti i bordi intorno, una quantità d'acqua molto minore della grandezza anche dello stesso bicchiere. E con questo appunto siamo già con Galileo matematico e filosofo primario, perché sono i trattati che lui scrive per il Granduca. Un deserto di sabbia, perché quanto è grande l'universo? Beh,
Gerone, solito tiranno di Siracusa, c'ha delle curiosità. Quanti sono i chicchi di sabbia che riempiono la spiaggia di Siracusa? Ma un momento, già che ci siamo. Quanti chicchi di sabbia ci vorrebbero per fare una sfera grande come la Terra? Ah, tra l'altro, per inciso, visto che mi sono trovato anche a Washington a rispondere a domande del genere, prima che vengano fuori lo dico, nessuno mai al mondo prima del XXI secolo è stato terrapiattista. Il terrapiattismo è un parto della mente malata recente, perché è per l'appunto dunque, il primo a osservare che la Terra è sferica è Aristotele, perché osserva 2 ellissi di luna in vita sua, una con la luna alta, e vede che l'ombra della Terra copre la luna con un profilo circolare. E allora la Terra ha da essere quantomeno un disco, quantomeno deve essere circolare. Poi rivede una seconda ellissi di luna, quando è in tarda età, ma stavolta la luna è al tramonto, è sull'orizzonte. Ma il profilo della Terra è sempre circolare. Ora, se era circolare, visto se la Terra fosse una pizza, beh, quando è là vedo il profilo circolare, ma quando è all'orizzonte dovrei vedere un taglio. Invece, se vedo circolare anche all'orizzonte, vuol dire che la Terra è circolare vista da tutti i punti di vista. La Terra è una sfera. Come abbiamo detto, al tempo di Archimede, Eratostene di Alessandria, il direttore della biblioteca, spedisce questo povero schiavo di cui non conosciamo il nome, però fatto la faticaccia l'ha fatta lui, fino a Assuan a misurare, per misurare la circonferenza terrestre. Ora, Gelone chiede quanto sia, che numero di chicchi di sabbia ci vogliono per riempire la sfera terrestre. Ma scusate, ma già che ci siamo, per riempire l'intero universo. Tanto ormai Eratostene comincia a misurare le distanze in maniera molto approssimativa, ma tuttavia si cominciano ad avere a disposizione delle stime delle distanze cosmiche, la distanza tra la Terra e la Luna, la distanza tra la Terra e il Sole, la distanza delle stelle fisse. Bene, tra l'altro bisognerà dire una cosa interessantissima su questo, ma tra poco. Ora, il problema è che non ci sono numeri a disposizione abbastanza grandi per esprimere questi. È vero che i greci non usavano i numeri romani, ovviamente, però il principio era grosso modo lo stesso. Se voi avete simboli solo fino al 1000, per esprimere il miliardo dovete mettere 1.000.000 di m una di seguito all'altra. È evidente che ci si può fare. Con solamente i simboli che aveva a disposizione, Archimede si inventa un modo per creare numeri immensi. Arriva a, intanto con i numeri greci si poteva concepire, per così dire, la miriade. La miriade sono 10.000. Se qualcuno era all'elementare, mio maestro mi insegnò il miriametro, che sono 10.000 metri, che sono 10 chilometri. La miriade è 10.000. Archimede arriva a concepire la miriade miriadesima del miriadesimo ordine, che sarebbe a dire la miriade miriadesima è 10.000 volte 10.000, cioè 100 milioni, diciamo 10 all'ottava. 10 all'ottava del miriadesimo ordine, cioè alla 10 all'ottava, cioè un 1 seguito da 80 milioni di zeri. Un numero spaventosamente grande, più che sufficiente per misurare la quantità di chicchi di sabbia necessari per riempire l'intero universo. Tra l'altro questa storia dei numeri grandi ci porterebbe un po' lontano la storia degli scacchi, un chicco di riso, 2 chicchi, 4 chicchi, non so se la conoscete, ma ora appunto ci porterebbe lontano. Ma c'è un altro problema di Archimede legato ai numeri immensamente grandi, e è il problema dei buoi del Sole. Dice Archimede in una delle lettere ai suoi amici, non credo che mi sembra sia Eratostene, comunque vabbè, oh caro, immagina quanti sono i buoi del Sole.
sappi che sono di 4 specie maschie, te lo ricordi com'è? Sono 4 specie maschie e femmine, sono quelle bianche, quelle more, quelle brune, chiazzafe, tori, e da tutta una serie di relazioni tra i numeri delle varie razze e sessi degli armenti, che producono un sistema indeterminato, cioè che può avere diverse soluzioni. La più piccola delle soluzioni si trova in rete e ha più di 600.000 cifre, 670.000 cifre, non che è 670.000, cioè il più piccolo numero che risolve il sistema è composto di 670.000 cifre, cioè un file Word di un'ottantina di pagine, un numero, un solo numero, il più piccolo, perché poi ce ne sono altri. Quindi Archimede è questa testa, ma tra l'altro è proprio da Archimede, e questo ci connette particolarmente con Galileo, è proprio da Archimede che è proprio nell'arenaria, proprio per questo, l'arenaria vuol dire il contatore di sabbia, sarebbe a dire, è nell'arenaria che Archimede ci dà notizia del Copernico dell'antichità, lo chiamerà Galileo, cioè Aristarco di Samo. Aristarco di Samo è il primo che si immagina che il cosmo non sia geocentrico, cioè le cose non girino intorno alla Terra, ma girino intorno al Sole. Come finirà Aristarco? In galera, naturalmente, marcirà in galera, come tutti quelli che hanno detto una cosa di genere prima del tempo, e in particolare Archimede su questo fa una notazione. Dice: noi vediamo il cielo delle stelle fisse girarci intorno come se noi fossimo al centro di una sfera, e sulla base di questa supposizione abbiamo misurato la distanza tra la Terra e le stelle. Aristarco ci dice che è il Sole al centro di tutto questo, ma se noi vediamo comunque le stelle, che in realtà girano intorno al Sole, girare come se noi fossimo il centro, vuol dire che la distanza tra noi e il Sole rispetto alla distanza tra noi e le stelle è quasi un punto, e quindi le stelle sono infinitamente più distanti di quello che noi ci immaginiamo, e questo lo dice Archimede nel III secolo avanti Cristo. O quanto tempo si è perso? Ma che lo so io, veramente, secoli e secoli. Ecco, ma la grandezza di Leonardo sta anche in queste cose, in particolare. Certo, inutile dire che la grandezza di Leonardo sta nella Gioconda, è evidente, ma per l'appunto le cose che Galileo non conosceva sulle osservazioni di Leonardo sono all'altezza forse dello stesso Galileo, perché questa tra l'altro è una questione che Galileo stesso affronta nella seconda giornata del dialogo su massimi sistemi. La Luna può essere una superficie riflettente, lucida come uno specchio? Galileo propone di fare un esperimento nella seconda giornata del dialogo, di prendere uno specchio curvo e di metterlo su un muro bianco. Allora, vedremo che lo specchio appare molto più scuro del muro bianco, e se è luminoso per riflettere il Sole, lo è in un solo punto, piccolissimo, tanto più piccolo quanto più lucida è la mia palla, diciamo, specchiata. Allora, se la Luna fosse una palla di specchio, il riflesso del Sole apparirebbe solo in un punto talmente piccolo che noi non distingueremo la Luna da una stella, sarebbe luminosa in un punto solo. Se invece la Luna è completamente luminosa, vuol dire che deve essere rugosa. Ora, qual è la risposta che si dà Leonardo? Leonardo dice: guardate, è vero che una superficie riflettente lucida riflette la luce in un punto solo. Cosa ci abbiamo di riflettente noi sulla Terra? L'acqua. Leonardo, cosa vede quando va sul greto, sulla spiaggia? Vede che il Sole si riflette sull'acqua
in infiniti punti, che sono le onde. Ciascuna onda produce un punto di riflessione che manda il raggio del sole verso il nostro occhio. Allora, forse la Luna è riflettente, ma non è fatta come una sfera lucida, è fatta come una mora, dice Leonardo. E quello è il modello, fatta tutta a bozzi, e ogni bozzo ci rimanda un punto luminoso. Noi siamo tanto lontani che non vediamo tutti i puntolini, vediamo un chiarore diffuso. Ma a cosa è dovuto questo bozzolamento? Dice Leonardo. Ma è ovvio, all'acqua dei mari sulla Luna. E qui c'è l'aspetto rivoluzionario, perché l'obiezione è: ma tutte le cose cascano verso terra. Se ci fosse dell'acqua sulla Luna, cascherebbe sulla Terra. No, risponde Leonardo, perché l'acqua è trattenuta sulla Luna dalla stessa forza che trattiene l'acqua sulla Terra. In questo Leonardo è newtoniano addirittura, forse più che galileiano, perché in realtà, anche qui si andrebbe lontano, invece sono già le 7:30, quindi andiamo avanti, vai. Ecco, questi sono i disegni della Luna di Galileo. E se uno li potrebbe comparare con le immagini della NASA di oggigiorno, insomma. Non toccare i miei cerchi, capitolo 3. Noli tangere circulos meos. Ora, ecco, quello che mi sono dimenticato di dire all'inizio è la questione della lingua. Qui la citazione è in latino, ma certamente Archimede non parlava in latino. Per quello che sappiamo dai testi che non sono il metodo, lui parlava un dialetto dorico, come dire che parlava siracusano, parlava siculo stretto quando scriveva pure, ecco. Ma il metodo è in greco più classico, nella koiné, per così dire. Questo fa pensare che Archimede la questione della lingua se la ponesse. Quando scrive una lettera al suo amico Eratostene, la scrive in un linguaggio che, vabbè, è colloquiale in qualche maniera, benché parlino di cose profondamente scientifiche. Ma quando si tratta di esporre il metodo, usa, come dire, invece di parlare italiano, parla inglese. Ecco, usa la lingua che può raggiungere un maggiore uditorio. Leonardo se la pone la questione della lingua, l'abbiamo visto, fa degli elenchi di vocaboli. Galileo, caspita se se la pone la questione della lingua, accidenti. E ovviamente, lo saprete, è Italo Calvino che lo riconosce come il più grande degli scrittori in lingua italiana. Ora, io sono d'accordo, pur essendo uno che conosce a memoria la Divina Commedia, naturalmente, ma c'è da fare dei distinguo, e sono fondamentali e sono verissimi. La lingua di Dante non poteva essere usata da Galileo tout court. Perché? Perché lo stesso Dante nel Convivio dice che nelle sue scritture, nelle sacre scritture, nelle scritture di poeti, bisogna ricercare sempre 4 significati: significato letterale, significato allegorico, significato morale e significato anagogico o sovrasenso, diremmo senso spirituale. Quindi la commedia è densa di questa sovrapposizione di significati. La lingua di Galileo ha un'esigenza esattamente opposta, all'esigenza di abolire l'ambiguità, ha bisogno di una lingua univoca. Se io dico una cosa, bisogna essere chiari che si intende quella, non c'è un secondo, un terzo, un quarto significato. Quindi da questo punto di vista Galileo ha fondato il linguaggio scientifico, e la prima lingua scientifica al mondo è stata la lingua italiana. Newton sapeva l'italiano perché Newton legge il dialogo sui massimi sistemi di Galileo in italiano, ma Galileo, state sicuri che l'inglese non lo conosceva. Questo tanto per fare un po' di vezzi, queste cose. No, tra l'altro è vero che nasce a Pisa il povero Galileo, ma lui si professerà sempre nobile fiorentino e tutti i suoi avi sono sepolti a Firenze, oltre a lui naturalmente. Lui non ha mai detto di sé d'essere pisano. Tra l'altro lui, quando viene assunto come professore di matematica a Pisa nel 1589,
Noi abbiamo i rotoli dello studio di Pisa in cui tutti i professori vengono registrati con lo stipendio e la provenienza. Quindi noi sappiamo che Galileo aveva uno stipendio di 60 scudi fiorentini al mese, quando ne doveva spendere 20 per comprarsi la toga, per cui odia la toga e scrive uno capitolo contro il portare la toga, a parte questo, e mentre Tolomeo Nozzolini è scritto come Florentinus et Pisanus, Galileus de Galileis è scritto come Florentinus. Allora, se voi pisani, quando Galileo non è nessuno, vi dite che è fiorentino, allora poi che diventa Galileo diventa pisano? No, momento. Questo tanto per il campanilismo toscano. Ecco. Ora, come muore Archimede? Assedio di Siracusa. Lo stupido, diciamo, Geronimo II, un quindicenne che prende il posto del novantenne Gerone II, morto come un tiranno saggio, che aveva salvato Siracusa e la Sicilia orientale dalle vicende della guerra punica, Geronimo II cambia alleanze. Invece di stare con i Romani come stava Gerone II, Geronimo si allea con i Cartaginesi. I Romani non è che sono tanto contenti di questa cosa. Passa il tempo, alla fine, 212 a.C., assedio di Siracusa. Console Marcello va sotto le mura di Siracusa e è tutto quieto. Non sembra succede nulla. Vai, siamo la flotta romana, il problema c'è. Arrivano sotto le mura, esce fuori una manus ferrea, agguanta una delle navi, la tira su come se fosse un fuscello, la butta sugli scogli e ritorna via. I romani rimangono atterriti da questa cosa e si tengono un pochino a distanza. Stanno a distanza, dopo un po' comincia a vedersi luccicare qualcosa sulle colline sopra Siracusa. Sto luccicore diventa immenso, uno specchio ustore, gli riflette i raggi del sole tutti concentrati in un punto e si dà fuoco alle navi di Roma. I romani sono veramente atterriti da questo e stringono d'assedio Siracusa. 2 anni dura l'assedio di Siracusa e per 2 anni i romani sono tenuti a bada dai macchinari di un solo uomo, Archimede. Alla fine di questi 2 anni, per un tradimento interno, le mura di Siracusa vengono aperte, entrano i romani e il console Marcello dice: fate quello che volete, ma portatemi Archimede. Un po' come Von Braun, no? Vi ricordate Von Braun nazista che aveva fatto le V2, però gli americani dicono bellino questo, prendiamolo, si va sulla Luna. E così prendiamo Archimede. Archimede sta in giro per Siracusa a farsi i suoi teoremi. Arriva un centurione, vede sto vecchiuccio che scrive, fa dei segni sulla terra, dice vieni con me, subito. Ma siccome stava pesticciando le figure, Archimede in latino improvvisamente gli dice: noli tangere circulos meos, non toccare i miei cerchi. Centurione si risente di questo tono, prende la daga, gliela affonda nel petto e ci siamo giocati Archimede, che tra l'altro dice la cronaca che avesse già 75 anni in quell'epoca, per cui insomma abbastanza in là con gli anni. Tra l'altro anche questo è un tratto che accomuna i tre, perché 75 anni Archimede, 69 anni Leonardo, che comunque nell'epoca in cui è vissuto sono un bel po', ma addirittura 78 anni Galileo, che poi morirà del tutto cieco. Ora, guerra per quanto riguarda Archimede, attrezzi di guerra, armi. Il curriculum che fa, questo tanto per parlare di cerchi brevemente, cerchi in Archimede sviluppiamoli, diventano spirali. Cos'è la spirale in Archimede? È vero che Archimede è famoso per i suoi macchinari, e è vero, come abbiamo detto, che la meccanica è il punto d'inizio della sua riflessione matematica, ma la spirale di Archimede è la coclea, è quell'oggetto che consente di tirare sull'acqua e quindi per esempio di tirar via l'acqua dal fondo della nave Siracusia, che consente di bonificare le paludi, che consente di fare tante cose. E in Archimede questa spirale è,
In Leonardo, questa spirale, quella che vedete in alto a destra, descrive la traiettoria di un corpo che cade visto dal cielo, cioè da un osservatore che sia solidale col cielo che sta ruotando perché la Terra sta ferma. Di sotto è lo stesso disegno della stessa situazione in Galileo, dove però stavolta Galileo vuole mostrare che è la Terra che si muove e che quella è la traiettoria di un corpo visto da uno solidale con la Terra. Questo abbastanza ho trovato casualmente. La coclea, in questi disegni, questo è il codice atlantico, quindi è un uso che ne fa in tutte le direzioni per sollevare l'acqua. Diciamo, la prima rivoluzione industriale in Italia è la rivoluzione dell'acqua, che avviene nel 200, quando con i mulini a acqua si usa l'energia dell'acqua per fare tutto, per fare i telai, per fare i mulini naturalmente. Quindi la prima vera rivoluzione industriale in Italia è del 200 e grandi maestri sono quelli che saranno anche poi maestri di Leonardo. Per esempio, ne dico uno per dirne uno solo, Francesco di Giorgio Martini, quello che farà anche la fortezza di San Leo, quello che farà i bottini di Siena, e quindi varie opere di ingegneria anche idraulica. Questa è la mano sferrea e lo specchio ustore di cui abbiamo parlato prima, e naturalmente Leonardo, lo sappiamo bene, si distingue per la progettazione di armi, carri armati, baliste, mitraglie, trabocchi o catapulte. Per quanto riguarda la morte di Leonardo, è molto più dolce della morte di Archimede. Muore tra le braccia di Francesco I, re di Francia, che lo adorava e lo venerava come uno dei massimi filosofi mai esistiti, e questo è Ingres, come si chiama? Ingres è lui che rappresenta la morte di Leonardo. Come muore Galileo? Galileo muore condannato da Santa Chiesa e quindi viene sepolto nel retro della sagrestia di Santa Croce in modo che nessuno possa fare onore alla sua salma, e lì rimarrà per quasi un secolo, dal 1642 fino al 1736. Nel 1736 ci sono i primi movimenti massonici a Firenze. La massoneria in Italia nasce a Firenze, nasce proprio in quegli anni, e uno dei primi, diciamo, atti della ragione, diciamo, è quello di prendere le ossa di Galileo e traslarle da questo posto trascurato dove erano prima, dove si trovano ora, entrando in Santa Croce sulla sinistra, proprio esattamente di fronte a Michelangelo. In quell'occasione Galileo verrà trattato come un santo laico. Attenzione, questa traslazione avviene nottetempo, alla presenza solo di un ristretto numero di persone. C'è l'inventario, c'è anche l'inventario delle ossa che furono prese da tenersi come reliquie. Una costola, la quinta vertebra lombare, che è a Padova, alcuni denti e le 3 dita della mano destra, pollice, indice e medio, perché sono quelle con cui lui ha scritto, lui ha indicato, e quindi sono... E di queste 3 dita, una in particolare, che è questa, è sempre stata al museo, il Museo Galileo, e in una teca, come vedete, di vetro, una colonna di marmo in cui c'è un'iscrizione in latino che dice che questo è il dito indice della mano destra col quale il Gran Maestro ebbe a indicare tutte le novellità di scoperte nel cielo ascose a tutti per secoli e secoli, in guisa che il messaggio abbia essere: volgete gli occhi al cielo, umane genti, non siate come porci in brago sempre a mirarvi i vostri piedi. E però, come vedete, questo non si è propriamente il dito indice della mano destra, ma è il dito medio della mano destra, che fa mostra di sé e lascia questo messaggio di Galileo all'umanità futura. Ecco, grazie.